Dottor Rocchesso, buongiorno. Oggi parliamo di finanza innovativa come al convegno del 5 luglio e le chiedo di spiegarci che cosa fa Fidimpresa e Turismo Veneto e che azioni state intraprendendo per approcciarvi a questo nuovo modo di vivere il credito e la finanza. Grazie signorina. Allora, buongiorno a tutti, io sono Mauro Rocchesso e faccio il direttore di Fidimpresa e Turismo Veneto. Fidimpresa e Turismo Veneto è il confidi regionale del sistema Confcommercio Federalberghi che opera in tutta la regione. Noi abbiamo una decina di filiali in tutte quante le sedi provinciali delle ASCOM e dove ci sono le sedi principali delle associazioni albergatori. Cosa facciamo? Siamo nati come confidi per dare una mano alle imprese che avevano necessità per l'accesso al credito. Questo l'abbiamo cominciato a farlo 45 anni fa. Gradualmente il lavoro è evoluto col crescere anche del confidi e negli ultimi anni abbiamo cominciato anche a fare un po' di finanziamenti diretti, accompagniamo le imprese nelle loro richieste di finanziamenti agevolati. E da 3-4 anni abbiamo anche affrontato ovviamente diciamo, le tematiche della finanza innovativa. Da una parte abbiamo fatto degli accordi con delle banche fintech per erogare tramite nostro dei finanziamenti in forma telematica da affiancare i nostri. Dall'altra abbiamo cominciato tutto un percorso per portare le imprese più strutturate ad affrontare il mondo evoluto della finanza strutturata, che ha un primo passo. Noi gli diciamo proprio il primo passo perché se l'obiettivo della finanza strutturata è portare le imprese in borsa, il primo passaggio è cominciare a emettere dei mini bond. Mini bond sui quali abbiamo lavorato parecchio nei scorsi anni, abbiamo creato anche 2 grandi basket bond che hanno riguardato proprio il mondo del turismo, riguardato il mondo del turismo della nostra costa. Noi abbiamo raccolto le adesioni di una ventina di imprese che partendo da Bibbione sono arrivate fino a Sottomarina, che sono state finanziate e che sono tuttora finanziate su questo strumento. Diciamo che il mini bond lo consideriamo il primo passaggio per far sì che le imprese abbiano una visibilità all'esterno più importante di quella che hanno normalmente, perché c'è la necessità di avere intanto una struttura societaria di un certo tipo, bisogna avere dei bilanci che sono in buona parte certificati e che abbiano la massima trasparenza, ma soprattutto abituano l'imprenditore ad avere un esame diverso da quello della banca. La logica di fare entrare nelle imprese la finanza alternativa è quella di portare i nostri imprenditori a trovare anche un canale alternativo al tradizionale canale bancario, di cui in buona parte possiamo essere assimilati anche noi al canale bancario, ma soprattutto portarli verso il mercato per iniziare poi un percorso che dopo il mini bond possa attivare magari qualche piattaforma di crowdfunding dove cominciare a raccogliere anche finanziamenti dal mercato per sostenere l'espansione, e per chi avrà una crescita e ne avrà le capacità, io dico poi successivamente magari approdare anche al mercato della borsa. È tutto un percorso dove io dico per step si potrebbe quasi dire, se l'emissione del mini bond può essere considerato il diploma di maturità, e se vogliamo considerare l'arrivo in borsa come la laurea magistrale, ecco, in mezzo poi c'è quel passaggio, peraltro non facile da attivare perché ci sono ancora molte resistenze da parte dei potenziali investitori a dare denaro a delle imprese, però è un passaggio che dovrebbe portare poi all'apertura verso il mercato per le nostre imprese.
Ecco, parliamo appunto di imprese e di investitori. Secondo lei, qual è la maturità del mercato rispetto a queste nuove formule, sia dal punto di vista delle imprese, se sono sensibili o se ci sono delle resistenze al cambiamento, e sia da parte degli investitori, se c'è diffidenza o se invece si sta superando gradualmente questa iniziale diffidenza che immagino ci abbiate riscontrato? Allora, sono due mondi in evoluzione. Allora, per quanto riguarda gli imprenditori, chi ha una mentalità più, diciamo, più innovativa, che è più pronto a recepire le novità che ci sono, ma soprattutto fa un percorso pluriennale nella sua strategia aziendale, familiare, si avvicina, ovviamente avendone i requisiti per poter accedere al mercato dei mini bond, abbastanza facilmente. Ovviamente dobbiamo poi fare un discrimine importante, cioè non tutte le imprese intanto possono essere emittenti in mini bond, devono essere società di capitale, e nel nostro mondo stiamo parlando di circa un 25-30% del totale delle imprese, perché moltissime sono ancora imprese familiari sotto forma di società di persone. Due, poi ci vogliono certe dimensioni di fatturato e di stato patrimoniale, però stanno nascendo dei gruppi, questi gruppi cominciano ad avere dimensioni importanti, per cui tutto sommato c'è una richiesta ed una, diciamo, uno sviluppo che potrebbe essere maggiore già di quello che c'è. Dall'altra parte la maturità sul fronte degli investitori, e questa secondo me è una cultura che deve nascere un po' anche con un intervento che va fatto sui media, con un intervento che va fatto anche con le banche, perché sono loro che hanno le disponibilità degli investitori privati, perché la logica di una piattaforma di crowdfunding è di trovare una moltitudine di piccoli investitori che mettono una parte del loro patrimonio, delle loro disponibilità su un intervento di un'impresa che ha una programmazione per crescita. C'è un esempio di un gruppo alberghiero altoatesino, un po' internazionale, che con questo sistema ha già raccolto una ventina di milioni e ha trovato una formula di remunerazione di questo azionariato diffuso, un po' in denaro e un po' in servizi. Per esempio nel mondo del turismo è abbastanza, diciamo, percorribile una strada di questo tipo. Sono sviluppi che chiaramente devono avvenire con gradualità, anche perché la tutela dell'investitore nel nostro paese è molto forte, anche per evitare quello che è successo negli anni scorsi, soprattutto nei decenni scorsi, per cui un po' di difficoltà per trovare nuovi investitori c'è. Magari è più facile trovarli per progetti sociali, per qualche attività innovativa, dove magari c'è una sensibilità diciamo eterogenea, perché va dai giovani alle persone più anziane, che hanno questa sensibilità proprio nel voler accompagnare queste nuove iniziative, e dove magari 500 e 1000 euro sono disponibili singolarmente a metterli. Sulle attività diciamo imprenditoriali non è ancora così semplice. Ecco, quali sono secondo lei i motivi per i quali non è ancora così semplice? Non è così semplice perché non c'è maturità nell'investitore ad assumere un rischio su un nominativo che non è noto, perché sono pochi gli investitori, questo molto più di me chiaramente possono rispondere i responsabili della gestione dei depositi, dei titoli nelle banche. Gli imprenditori, cioè scusatemi, gli investitori privati sono un po' indirizzati dalle banche nei loro investimenti, per cui se non c'è dalla parte delle banche che hanno
la totalità, vorrei dire, della gestione dei risparmi delle famiglie e delle persone fisiche, non c'è un indirizzo, è difficile che autonomamente si arrivi a questo. E attraverso i clienti, per esempio, come citavo l'esempio di prima, i clienti di un gruppo alberghiero possono trasformarsi un po' in finanziatori. È un esempio che c'è stato, ne stiamo già valutando anche noi un paio che stiamo vedendo. Probabilmente questa è una strada un po' agevolata. Tra l'altro l'investitore in queste forme ha anche delle forme di protezione che tutto sommato mitigano il rischio. Però mettiamocelo anche noi come, facciamoci come domanda, do i soldi a qualcuno che non conosco, cioè è facile dire compro un'azione Fiat piuttosto che Enel, piuttosto che Eni o della banca X o dell'assicurazione Y. Dare i soldi all'albergo Pinco Pallo di Sirmione piuttosto che di Capri, chi è? Se non lo conosco, questo mercato in questo momento nel nostro paese ha grossa difficoltà se non c'è qualcuno che accompagna l'investitore su questo.